È il periodo del bramito del cervo, quindi i cervi sono in fase riproduttiva e il disturbo che arreca questo tipo di comportamenti può essere dannoso nei confronti appunto dei cervi e della fauna selvatica anche in generale. I comportamenti in questione sono quelli di chi frequenta il Cansiglio e che pur di vedere da vicino, fotografare o filmare gli animali li disturba pesantemente, mettendo addirittura a rischio, secondo le sezioni di Treviso e Vittorio Veneto della Lipu, la riproduzione dei cervi. Il bramito in Cansiglio infatti è diventato un'attrazione di massa e c'è evidentemente chi esagera. Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di privati, cittadini, di persone, soprattutto gruppi di persone, che si recano in Cansiglio per motivi turistici oppure per fare fotografie naturalistiche oppure per fare escursioni e questi gruppi tengono comportamenti non consoni con il rispetto che si deve alla fauna selvatica. Per i cervi il periodo dei bramiti è il più delicato del ciclo vitale riproduttivo. Tra l'altro, avvicinare in maniera poco prudente i cervi maschi può scatenare reazioni imprevedibili, anche corse improvvise in strada con tutti i pericoli che questo può comportare per la viabilità. No dunque agli schiamazzi e alle incursioni spavalde. Però ci teniamo a sottolineare che non siamo per i divieti di recarsi nelle aree naturalistiche come può essere quella del Cansiglio, ma come detto con il dovuto rispetto per la natura stessa e per la fauna selvatica nel caso specifico.